Parma, Molese, quindi un pareggio non condannerebbe per la matematica, con la vittoria proprio delle ragazze allora allenate da Dario De Biasi sul campo del Fortitudo Mozzano. Attenzione Marmentini, scusami a sinistra, prova a mettere il pallone basso per Demba, non riesce a colpire il pallone, ma qui al 28ª giornata di campionato è fondamentale, il pallone ancora all'Inter di Ligure, che si deve poi conclusione interessante verso piena da parte della numero 29 Dalla Giacomo, con un gran Stefanello, attenzione perché si addormenta per un attimo Hernandez che poi rischia di seguire il pallone Stefanello che fatiglia ruba in area di rigore, il pallone basso respinto dalla difesa, ancora però Stefanello per Piai, l'Inter di rigore, cerca spazio, la conclusione col mancino, la palla deviata, chiedono un fallo di mano le giocatrici del Per. Calcio di punizione battuta da Francesca Da Rosa, cerca la sponda di testa Adriana De Martin, poi rovesciata di Natascia Piai, si spegne però sulla Piai dove abbiamo Greta Ponte che però non riesce a servire Stefanello, poi un batte e ribatte, ancora Stefanello sulla fascia destra, tira e mi sa che è il primo comanda la continuazione del gioco, vuole di regolare la partita di Tomasella, recupera il pallone Piai, Piai prova ancora l'incursione centrale, salta due avversari, ancora Piai, in area di rigore, Piai, la parata di Per, un po' troppo sul portiere, con Autonome, rimessa a sinistra per Piai, altezza 25 metri, Piai prova ad andare, il tentativo di cross che diventa un tiro, e il pallone esce di poco sopra, il pallone un po' corto, colpo di testa in alleggerimento a parte di Cagnelli, però ancora De Martini, al limite del rigore, prova a saltare due avversari, ancora De Martini, prova la conclusione, pallone centrale. Sulla sinistra, sempre bello quel capitano dell'Inter Dame, la punta, bello, le scappa via, poi il cross, bello teso, e Ponte arriva, si mangia diciamo un gol. L'area di rigore ha un corridoio, rinuncia al tiro, serve a sinistra Piai, questo è l'Inter di rigore, prova a entrare in area di rigore adesso, prova il gioco di gambe, pallone centrale per Ponte che sbaglia un altro gol, questa volta era molto più facile del precedente, da 7-8 metri, da sola a mandare Natascia Piai, Adriana De Martini e quando sono in difficoltà le giocatrici di casa, messa laterale per Carimatoni che scambia con De Martini, pallone di rigore, interessante, lo scatto da parte di Piai che colpisce la traversa e allora pareggia il punto delle traverse. Visto uscire sconfitta la giocatrice dell'Interland, il pallone rimesso in area di rigore, Ponte, fa la palla, prova a girarsi, Ponte, la conclusione sulla mano, con la mano Per, riesce a deviare il pallone sulla traversa. Possibilità di 3 contro 1, Della Giacomo e da sola anche Pasqualini, pallone per rigore per Demba, pallone forse un po' lungo, Demba l'uscita di Reginato, prova a evitare l'evita, pallone che termina sul fondo. Cosa si è mangiato? Ha fatto perdere il tempo, ha trovato il pallone sullo sfondo. 1 contro Per che esce in uscita, bravissima, ancora una volta. Da lontanissimo, una tra Laura Tomasella e Natascia Piai, si sposta Piai, va Laura Tomasella, da lontanissimo, pallone che termina fuori, non di ecco perché l'ultima tocca una giocatrice di casa, Laura Tomasella, prova a mettere il pallone di rigore, colpo di testa di De Martini, tra le braccia di Anna Caterina in corsa per la promozione, per il passaggio alla Serie B a girone unico, va Piai con la mancino, la conclusione Piai per... Abbiamo sulla bandierina Laura Tomasella, vede la disposizione delle compagne, parte un tiro un po' basso, va a vuoto Natascia Piai, c'è Ponte che protegge la casa, poi lo serve a Stefanello, parte il tiro del numero 26. E Stefanello non ti è arrivata questa volta ed è il primo gol in campionato per Vanessa Stefanello, questa volta non è stata perfetta. Berma trova finalmente l'importantissimo gol dell'1-0 con l'ex giocatrice del Marcon, primo gol in campionato. Non poteva scegliere il momento migliore Vanessa Stefanello per segnare la sua prima rete da giocatrice gioco di gambe, Piai si gira il pallone poi sulla sinistra, prova la conclusione e smanaccia, bravissima e Anna Caterina Per, intervento non facile anche all'interno dell'area di rigore, poi Ponte prova a controllarlo, Ponte cerca spazio per la conclusione, Ponte, pallone largo, ancora Turrini, prova a cambiare gioco, colpo di testa di Stefanello, prova addirittura la gancia al portiere, poi c'è dall'altra parte Ferrari, pallone in area di rigore per 7 casi con Virgili che chiama l'uscita Reginato, che in porta Gabriela! Prova la battuta centrale, Reginato, la leva dalla linea di porta, è l'occasione di entrare e finisce qui il match, finisce qui con la vittoria del Per. In questo caso fortuna ha avuto